Stammi bene a sentire. Quando c'è da uccidere non chiamatemi mai. Siamo intesi? Dai, Ferrari. Certo, l'autista che occorre per questa operazione deve essere assolutamente straordinario. Se è questo che la preoccupa, può stare tranquillo, eccellenza. Ferrari è qualcosa di più che straordinario. Lui è unico. E per lo scassinatore a chi avete pensato? Credo proprio di aver trovato la persona che vi occorre. È uno che un tempo progettava casseforti. Un fulmine nel suo campo. Fantasy.
Ma certamente fantasia ed abilità è sempre il miglior cocktail. Vi prego di fornirmi esclusivamente dei solitari, voglio dire gente che non si conosca fra loro. Ritenete che 5 persone bastino? Per esempio un autista fuori e uno scassinatore dentro. E magari 2 che possano parare un eventuale intoppo. Insomma, 2 uomini furbi e abili. 2 a cui non sfugga niente. Se è per questo, conosco una coppia abilissima. Si sente male, signora? No, solo un po' di stanchezza. Se vuole che l'aiuti, io... Va bene? No, grazie, Come signora. vuole. Colpisci! Tienilo fermo! Che guardi, muoviti! Corri! Forza, corri, corri! Sbrigati! E per quanto riguarda il killer? Ne ha uno abile e sicuro? Non è detto che occorra uccidere, però è meglio che ci sia. Io posso metterle a disposizione il più abile, il più freddo killer del mondo intero. Uno che non si ammazza di lavoro. Nessuno sa di lui. Tranne me e qualche amico di New York. Un vero professionista. Un solitario, proprio come vuole lei. Bob, passagli quella borsa. Dentro ci sono $500.000, potete prenderla, vi serviranno per gli anticipi. Un altro 1.000.000 lo avrete alla consegna, questo è tutto. D'ora in poi noi non ci incontreremo più. Tratterete solo con i miei executive Bob e Fred. Lei è fin troppo generoso, eccellenza. Avrete da loro i dettagli non appena riunirete tutto il gruppo. Voi avete accettato un'operazione di cui praticamente non vi ho detto niente. Beh, un furto con scasso è un furto con scasso. Voi non sapete quello che vi verrà richiesto, avete accettato alla cieca. Questo non depone a vostro favore, ma conto su quelli che assumerete. Se il furto con scasso non deve essere perpetrato ai danni di Fort Knox, garantisco io dell'esito. Prego. Monte Carlo è una piccola cittadina. Che non vi venga in mente di salutarmi nella spiacevole ipotesi che dovessimo incontrarci. Addio. Certo. Lo vendi? E tu lo compri? Se lo compro, l'ho già comprato.
il miglior cerino del mondo. Guarda chi c'è. Come va? Non potevi telefonare prima? Perché tu rispondi al telefono quando ti organizzi le tue porcherie? Perché telefoni alle ore sbagliate, telefona a quelle giuste. Ma insomma, perché spendi tanti soldi per delle false coppie? Andiamo, ma che razza di guardone sei, scusa? I veri guardoni vanno in giro, le coppie, quelle vere, se le cercano, mica le assoldano. Io non sono un guardone. Oh no? No. E adesso che stai facendo? Stai guardando? No, perché in quanto a partecipare non ci pensi proprio, non è vero? So io che penso. Anzi, dimmi cosa vuoi, non vedi che ho da fare? Senti, non mi va di parlare di cose importanti fermo qui sulla soglia della porta mentre dentro le tue fatine fanno porcherie a comando. Beh, comunque ci vediamo domattina al mio cabaret, va bene? Alle 10. La cifra è buona, l'impegno è da studiare. Ci vediamo. Va bene. Mi raccomando. A presto. My winter's waiting just for some heat. A flash of color on a one-way street. I'm drowning in a drop of this rain, sliding and drifting down the window pane. Could be that I'm in need of someone, or maybe I'm just waiting the sun to come lighten the truth behind these eyes, or just one more disguise.
Che hai fatto lì? Si è fatto sparare, ecco cosa ha fatto. Non gli hanno sparato. Invece di squagliarsela, lui si mette a guardare lo spettacolo. Non è che tutti i giorni vedo polsi tagliati di netto. La catenella era dura, quindi ho dovuto tagliargli la mano. Però lui mi ha dato un calcio, se n'è fregato delle mie condizioni. Ma tu non eri incinta. Ma lui non lo sapeva. Comunque non si danno calci in pancia a una donna incinta, nemmeno se sta facendo una rapina, mi sembra ovvio. Mi occorrevate tutti e due. Oltre a tutto non eri neanche informato sul contenuto della valigetta. Abbiamo rischiato per niente. Altro che diamanti. Un polso tagliato per dei modellini di roba grezza. Vengo da sola, per cosa ti servivamo? Questo te lo farò sapere dopo. Comunque ci vediamo domattina qui alle 10. Va bene? Ok, a domani. Ciao. Buongiorno. Simpatici questi animaletti, eh? Ho un affare, ci sono $300.000 per lei. Dovrete essere in 4 o 5 al massimo. Ma io lo so che lei non ama la compagnia, ma gli elementi che ho scelto sono di primo ordine. Non sono abituato a lavorare in gruppo, non amo essere imbrancato. Lo so, ma se mi permette di insistere, ho scelto veramente quanto di meglio si possa chiedere per un'operazione del genere. Poi ho indetto una riunione, lei li esamina. Se non sono di suo gradimento potrà sempre rifiutare. E probabilmente non c'è da ammazzare nessuno in questa storia. Nessuno o tanti è lo stesso per me. Comanderà lei l'operazione, comanderà tutto quanto. E potrà valutare appieno chi avrà a disposizione. Vedremo. Bene. Domattina alle 10 allora. Che brutte bestie. Sbrigati. È tutto pronto? Passo. Provi pure. Passo. È chiara l'immagine? Sì, ti vedo benissimo. Vengo bene? Il video va bene, provate l'audio. Ehi. Aspetta, non aprire lo sportello che mi metto bene. Non voglio perdermi lo spettacolo. Sbrigati che ho la cerniera che mi sta scoppiando. Dai, fammi scalare quella montagna di roba. Ehi, guarda. Dai, tirati su. Così. Guarda, non ci sono problemi, scegli tu. Hai tutto il tempo che vuoi. Allora, con chi vuoi andare per primo, eh? Con me. Vuoi una mano? Ci pensi tu? Dagli una spazzolatina. Sei per tu. Bravo. Ancora. Ancora. Forza. Bravo. Adesso ti faccio vedere. Beh, non sono ancora le 10. Ciao. Ecco il primo. Salve. Questo è il secondo. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Accomodati, Cherry. Salve a tutti. Come stai?
Cominci. Questo è per lei. Prego. Tenga. Bene. In questi dossier troverete una pianta del posto che dovrete visitare. C'è tutto. Dai corridoi, agli edifici, ai gabinetti. Non abbiamo trascurato nulla. Della cassaforte conosciamo la marca e l'anno di fabbricazione. Lei la conoscerà certamente, comunque gliene daremo una copia così potrà allenarsi. C'è anche una fotografia della borsa che dovrete prelevare. Ovviamente la borsa è sistemata all'interno della cassaforte. Lei mi dirà che macchina preferisce guidare, tenendo conto che sarete in 5. No, saranno solo loro 4. Bene, 4. In ogni caso, Le faremo avere la macchina che desidera. Non ha ancora detto però qual è il posto che dobbiamo svaligiare. non ho alcun problema ad informarla. Si tratta di un'industria chimica, sorvegliata strettamente dai militari. Ma veramente si era parlato di banche, ma di industrie militarizzate no? Non ci sembra di avere mai specificato il posto. Comunque è tutto scritto nei dossier che vi sono stati consegnati. Il posto, come potrete verificare, è vicinissimo al Principato. Nella stessa notte potrete operare e tornare indietro tranquillamente. Una banca o un'industria chimica, io penso che non dovrebbe essere una differenza insormontabile per quanto vi riguarda. Con le informazioni che vi abbiamo fornito non vedo proprio dove sia la differenza. Per quanto mi riguarda, portatemi lì dentro e io la cassaforte la apro. Oltretutto la conosco. Io devo solo guidare, stare fuori, perché per me un'industria chimica o una banca è lo stesso. Ho finito. Beh, io credo di parlare a nome di tutti. Niente in contrario ad effettuare l'operazione, ma data l'evidente difficoltà di introdursi in un'industria militarizzata rispetto a una banca, direi proprio che il prezzo debba essere ridiscusso. Sono quelli che fanno il caso nostro. Non create problemi. Per il prezzo avete carta bianca, ma concludete subito. Il prezzo è raddoppiato. Del prezzo ne parleremo più tardi. Ora informateci su tutto e vi consiglio di non dimenticare niente, chiaro? Bene, dopo che sarete entrati all'interno dell'industria, avrete effettuato il colpo e vi sarete impossessati della borsa con i documenti. Un momento. Occorre che nessuno si renda conto che sono stati effettuati scassi o effrazioni e che siano stati sottratti documenti. Se ho ben capito quello che avete detto, Dovremmo dare fuoco all'ufficio. Non solo all'ufficio, ma a tutta l'industria. L'incendio naturalmente dovrà apparire come casuale, o tutt'al più doloso. Oppure, se la cosa dovesse risultare più conveniente, allora potrete usare del plastico. Nel qual caso tutto potrà essere attribuito a un attentato terroristico. Ci sono tante bande che operano in Francia. O in un modo o nell'altro siete liberi di scegliere la tattica. Incendiare richiede molto più tempo. Io propongo una buona quantità di plastico. Sono d'accordo. Ovviamente non si tratta di rubare segreti militari. Se vi interessa, si tratta solo di spionaggio industriale. Transiterà una certa formula per quella base. Noi la vogliamo. Qual è il numero delle guardie nell'industria? Il numero è abbastanza elevato. Ma noi vi faremo avere un fucile che spara colpi che addormentano. Non vogliamo nessun massacro. Lei dirige uno zoo safari, vero? Quindi sa di cosa parliamo. Quegli stessi fucili che usate voi per addormentare le bestie. Quando hanno bisogno di essere curate. Con una piccola differenza, ma sostanziale. Fred? La differenza è che mentre per i vostri colpi l'effetto non è immediato, con i nostri è fulmineo. E indolore. Come la puntura di uno spillo, per essere pignoli. Circa il numero delle guardie sono esattamente 15. Comunque suppongo che manderete qualcuno a fare un sopralluogo. $500.000 a testa è il prezzo. $1 milione, non si svenda. cosa?
Dica, eccellenza. Mi chiami l'ambasciata. Subito. I commenti li rimandiamo alla prossima riunione. Studiate i dossier, vi chiamerò io. Ok. Mi dica. Il numero che mi ha chiesto è in linea, può parlare. Ho organizzato tutto. Il gruppo? Sono uomini in gamba. Giaffe, mi raccomando, non spendere subito tutti i soldi piazzandoti con 5 ragazze a casa tua. Va Se bene. vuoi sapere come si fa, chiamami, te lo faccio vedere io. Va bene, se mi dovesse servire. Ciao. E anche questa è fatta. Allora, ti capita molto spesso Che cosa? di eccitare la gente. Guarda quelli. Beh, quelli non mi sembrano tanto eccitati. Vogliono picchiarmi. Accidenti. Tu come te la cavi? In quanto a eccitazione, benissimo. A fare a botte come te la cavi? Beh, non è la stessa cosa che fare l'amore, ma insomma, vediamo un po'. Dai! Aspettami, arrivo! Stai giù! Giù! Ne vuoi ancora? Si va? Devo dire che a fare a botte te la cavi meglio di me. Ci rivediamo? Certo, Quando? prestissimo. Dove? Questo ce lo dirà Barton. Ciao. Ah, no.
Quelli che vedete nelle foto sono gli edifici, sono 4 corpi. La palazzina dove è la formula è la prima vicino all'ingresso. Qui ci sono 3 militari di stanza. Il corpo di guardia si compone di 15 militari, ma forse sono di più, bisogna accertare il numero esatto. Girano a ronde di 2 per tutto lo stabilimento, 24 ore su 24. Pattugliano metro per metro continuamente. Cosa ne pensi, Sterling? Tu di quanto tempo hai bisogno, Jeff? Mezz'ora mi basta. Ho già fatto le prove con quella gemella che mi hanno mandato. Salvo imprevisti. E tu, per minare tutto l'edificio? Naturalmente devo farcela in meno di mezz'ora. Non credo che possiate stare ad aspettare che mi trucchi, vero? Quello che non ho capito è come cavolo si fa a togliere di mezzo 15 uomini. E bisogna stare molto attenti. Potrebbero scoprire i fili delle mie cariche, a un certo punto saranno disseminati ovunque. Le ronde sono sempre in movimento. Con un po' di fortuna. La fortuna non mi interessa. Non può essere organizzata la fortuna. Noi dobbiamo anticipare le ronde. Ma io, scusate, io che cosa devo fare? Devo aspettare fuori e basta, nient'altro. No. No, devi togliere di mezzo i militari che ha fatto. Metterli lontani dagli edifici, così si salveranno. Dove possiamo sistemarli? Ci sono dei grossi tubi. Potrebbero servire al nostro scopo, però sono lontani e allo scoperto. Tanto io non lo so. Non c'è da scherzare, è un'operazione molto, molto difficile. E per il corpo di guardia? Io ho un'idea. Tutto ok? Sì. Sterling, sono in linea. Parla pure. 2 al blocco 9, 2 al blocco 9, vieni subito. Sterling, sono Giaffe. C'è uno di sopra, nella stanza della cassaforte. Vieni.
questa carriola. Accidenti, quanto pesi. Fuori uno. Siamo in ritardo. Ma non preoccuparti, Sterling. La sistemo subito. Mi sono allenato con successo sulla gemella. Recupero adesso. Ferrari, vieni al cancello. Mi avevano dato anche una macchina. Sei in ritardo. Che ci vuoi fare? Ho beccato tutti i semafori rossi. Vieni. Il passeggero è nella hall. Cristo, ma pesano tutti questi figli di puttana. Forse quando dicono a peso morto significa questo. Dai, ce n'è ancora. Speriamo che siano veramente 15. Stai sprecando fiato. Spiegati. Ma pesano. Va tutto bene? Sì. Ecco la borsa. Ma guarda, giornali porno. Vediamo, non si sa mai. Riscaldiamoci un po'. Ma che fai? Smettila. Ehi, ragazzo! Non provare più a fare una cosa del genere. La prossima volta ti buco un occhio. Forza, muoviti, dammi una mano. Ah, roba per dilettanti, i giornali da caserma. Che gusti.
stanno per scoppiare. Presto! Precisi al minuto secondo. Allora? La borsa è proprio questa, grazie. Fra un po' profumeremo tutti di dollari. Non ho mai faticato tanto in vita mia come con quella carriola. La prossima volta portati un motorino. Ah, splendido, splendido. Bravo. Mio Dio, ho la gola secca. Forse è meglio che... Calma, non fate sei come mica se fosse a casa tua. vostra. Ah, fermo tu, abbiamo vinto, è vero, ma comunque, prima di brindare è meglio aspettare i soldi. Volete controllare? Che aspetta, Prio? Sta aprendo. Ah, perfetto, perfetto. Tutte le mazzette sono regolari. Wow! Dio, quanti perdoni! Non ho mai visto tanti soldi in vita mia. Hai visto? Sì. Buoni. Ci sono. Sono buonissimi. Profumano. 21, 22. Desiderate contarli tutti? Ah, beh. No, non serve. No, perché se desiderate contarli tutti abbiamo tempo. Ha detto no. In questo caso, arrivederci. Bene, possiamo brindare adesso. Avevo conservato questa bottiglia per una grande occasione. Champagne Grazie. a non scappare con tutti quei soldi. Con i millesimi giusti. Ecco qua. Salve Sterling. Cin cin. Salute! Prosit. Buono, eh? Fine della trasmissione. Chiami l'ambasciata, la prego. Sì, subito, eccellenza. Chiedi. Grazie. Ti accompagno, aspetta. No, no, lascia stare. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Chiamami quando... Ciao, ci vediamo. Grazie.
Scusami di tutto, Sterling. Tu non sei un professionista. Comunque per me è stata un'esperienza magnifica. Grazie. A dopo. C'è da fidarsi di quello che ti ha commissionato l'operazione? Come di me stesso. Non ti ho chiesto chi è. Voglio sapere soltanto se c'è da fidarsi, quindi rispondi. C'è da fidarsi? Sì o no? Se sapesse chi è, non si sognerebbe di chiedermelo. C'è da fidarsi. Sì, d'accordo. Sì, va bene. Ho capito. A presto. Ciao. Chiudete l'operazione. Cancellate dalla faccia della terra tutti i componenti della banda. Cominciate da oggi. Come è sparita l'industria chimica, così devono sparire gli esecutori del colpo. Smettila. Smettila, Ferrari, non possiamo. Dal primo momento che ti ho vista, mi sei piaciuta. Mi sembra di averla già sentita questa frase. Io ti desidero, Cherry. Tanto. Anch'io ti desidero tanto. Ma va. Insomma, lo vuoi capire o no? Che il mio uomo è ferito grave. Sean, senza di me... Sean è un uomo finito, perso. Sì, ho capito. Non vuole soldi, ma io non me la sento di liquidarlo Come uno che non ami più. Non voglio farlo soffrire. Ma anch'io soffro, anche io sto male. Preferisco che soffra tu e non lui. Ah. Dammi tempo e modo. Grazie. Adesso basta, vattene. Non voglio che ti trovi qui. Non voglio che pensi che lo tradisca. Ma scusa, noi non abbiamo fatto niente. Lo so. E non sai quanto mi costa. Sta arrivando qualcuno. Esci dal retro, va. Senti, ti dispiace uscire un momento? Ma mi serve la tua macchina. No, un attimo solo, scusa.
Qualcuno mi cerca? Tu non sai dove sono andato. Digli che torno lunedì. Nient'altro, chiaro? Va bene, penso io. Il signor Sterling, per favore. Non c'è, torna lunedì, dica pure a me. No, devo parlare personalmente con lui, è una cosa molto urgente. Riferirò. Stanno tornando. Avvisiamo Jaffe e Barton. O li hanno uccisi o tocca a loro, dopo di me. Sei armato? Io sì, tu certamente no, non sei un professionista. Fermati. Ecco, Jaffe abita in quella palazzina, al numero 7. Che faccio? Va a vedere, io li seguo, poi cerco di avvertire Barton. Mi raccomando, non commettere imprudenze. Aspettami lì. Fa tutto con estrema calma, io torno presto. Non v'è dubbio che leggeranno sui giornali la fine dei loro complici e capiranno. Mi perdoni, eccellenza, ma quel Ferrari non mi pare il tipo che legga quotidiani. Io non mi preoccuperei più di tanto. In quanto a Sterling, è in viaggio e torna lunedì. Sì, ma lui è molto. Ma non tenute. Sembra che a lui piacesse solo guardare, che gusto. Che roba. Barton l'hanno fatto saltare in aria. Vieni. Io parto stanotte stessa. Il mio passaporto è in ordine. Lo porto sempre con me. Di denaro sono pieno, per fortuna. E tu che farai? Esattamente quello che farai tu. Senti, ce ne andiamo insieme. Io e te. Che ne dici? Certo, mi sembra un'ottima idea. Per andare dove? Quelli sono molto potenti, ti ho detto chi sono. Neanche cambiando continente. Potremmo stare tranquilli. Non aspettiamo. Andiamo noi da loro. Non sanno dove sei tu, né dove sono io. Ah, io me ne vado in un'isola sperduta. Vado a godermi quello che mi sono guadagnato. A stendere al sole il tuo $1.000.000. Ma cerca di capire, verrebbero a trovarti e non per salutarti. Ah, sì, sì. Ho capito cosa vuoi dire. Abbiamo i soldi e non ce li potremo godere. Prima o poi ci scoveranno. Siamo senza difesa, non è così? Esattamente. Perché se restiamo qui che cosa succede?
Meglio dire o noi o loro a questo punto? Proprio così. Ma io non ho nessuna voglia, scusa. La miglior difesa è l'attacco. È un proverbio giusto. Le piace questa macchina? L'hanno chiamata col mio nome. La vuole? Tenga, gliela regalo. Possiamo asserire ormai con estrema sicurezza che la distruzione dell'industria è da attribuirsi ad un gruppo terroristico armeno attivo da tempo sul territorio francese. Mi sembra un'ottima conclusione. Invece la morte di Jeff compare in cronaca solo come una squallida storia di omosessuali. Anche la ragazza è in cronaca. Parlano di gelosia e sesso. Lei era molto bella. Solo per la morte di quel grassone la polizia non sa cosa pensare. Lo credo. Dello yacht non è rimasto quasi niente, solo dei listelli di legno. Di Barton invece non è rimasto nemmeno un listello, si è polverizzato. Solo quello che gli ha venduto l'imbarcazione ha potuto dire chi era. In ogni caso, le morti e l'attacco all'industria chimica non sono collegate fra loro. Insomma, da quello che ho capito, questo tizio è quello che si dice uno dei padroni del mondo, non è vero? Può arrivare dove vuole, no? E i due executive? Gente prezzolata, nient'altro. Però in gamba. No, non ci vuole molto a uccidere un vecchio e una ragazza. E Barton. Ma a noi non ci pensano. Ci pensano. Ci pensano. Ma dobbiamo arrivare noi a loro, se vogliamo salvarci. Ho finito, grazie. Desidera che metta anche questo No. in cassaforte, eccellenza? No, la ringrazio. Forse quel Ferrari sta raggiungendo una delle carovane di Stancars. Abbiamo l'elenco di tutte quelle dove ha lavorato. O magari se n'è andato all'estero con Sterling a godersi i soldi. Nei voli aerei non figurano. Non hanno attraversato frontiere. Ho fatto controllare anche per mare. Ho mosso tutte le conoscenze. No. Quei due si trovano ancora da queste parti. A fare che? Ad aspettare ad essere uccisi? Quello che non capisco è perché si sono comportati in questo modo. Voglio dire, perché? Perché se noi siamo stati ai loro patti? Allora a questo punto direi che dobbiamo divertirci anche noi, non credi? Siamo stati filmati. E quando capiranno che sappiamo, non avremo addosso solo i due schifosi, ma 20, 100 schifosi. Allora che facciamo? Pensiamo a salvare la pelle o a vendicare i nostri? Te l'ho già detto, no? La miglior difesa è l'attacco. E noi attacchiamo. Va bene, attacchiamo. Hai parlato di me? E lei si mette a ridere. No, sta tranquillo, non gli ho parlato di lei. Un whisky? Sì, con te, grazie. Benissimo. Ma avete capito perché siete stati risparmiati, tutte e due? Perché per loro rappresentate l'unico tramite e così hanno voluto farmelo capire. Allora credete che sanno che siete voi che avete commissionato l'operazione? Ma loro sanno bene che sono stato io a commissionare l'uccisione dei loro amici e di loro due. Lo sai, Sterling, io non ho mai giocato una partita così grossa. L'hai chiamata partita? E allora giochiamola. Sì, ma purtroppo le carte migliori le hanno loro in mano, non credi? Sì, ma loro non conoscono le nostre. Guarda, sono i due executive. Vanno via. Guardali, si muovono sempre in branco, come i lupi. Andranno a cercarci. Aspettami qua. E tu dove vai?
Vado a fare una visita a Sua Eccellenza. Gliel'ho già detto. Non posso assolutamente farla accomodare se non ha un appuntamento. Mi lasci il suo nome, il suo cognome, il telefono ed io le farò sapere. Dica a Sua Eccellenza che c'è Mr. Borsa. Sono certo che mi riceverà. Borsa? Sì, Borsa. Sì? Mi perdoni, eccellenza. Ho da me Mr. Borsa. Cosa? Dice che lei lo riceverà. Signorina, dica al signore che lo ricevo tra un momento. Venga da me, per favore. Grazie. Solo un momento, torno subito. Per oggi è libera, può andare. Porti con sé questa e mi richiami appena arrivo a casa. Dica a quel signore che può accomodarsi. Prego, si accomodi. Si accomodi, Mr. Borsa. Chiamo la polizia. Ma che cosa sta dicendo, signorina? Si metta piuttosto in contatto col signor Fred e col signor Bob. La stavo aspettando, signor Solitario. Davvero? Ma non così presto, devo ammetterlo. Pensavo che prima avrebbe telefonato. Gradisce un sigaro? No. Non fumo. Ho l'impressione che siamo ad un punto morto. Voi avete qualche proposta da fare? Bene, allora ve ne farò una io. Vi offro una villa, 20 stanze, nei Caraibi o dove preferite. E a questo aggiungo anche un appannaggio di $1 milione, perpetuo. E per perpetuo intendo che qualsiasi somma lei spenderà avrà sempre $1 milione in una banca svizzera di sua scelta. Naturalmente dovrà accettare 3 condizioni. La prima, che le riconsegni la borsa. La seconda, che dimentichi tutto quello che è successo. La terza non so quale sia, ma posso immaginarla. Liberarsi del suo amico. Appunto. Naturalmente, se fosse venuto lui, gli avrebbe fatto le stesse offerte che ora fa a me. Naturalmente. Ma sono sicuro che lei è più adatto a valutare questa proposta. Davvero? Adatto a valutare se una villa di 20 stanze, $1 milione in Svizzera, sono o no una buona ragione per morire? Non faccia l'ingenuo, oltretutto lei non lo è. Le darei la sicurezza che rispetterei i patti. Il gioco è molto grosso. Eccellenza, non riesco a mettermi in contatto. Ho lasciato messaggi dappertutto. Grazie, non è urgente, ma continui a cercarli, per favore. Devo comunicare delle cose importanti a tutte e due. Ma quanto è grosso il gioco di cui lei parla? È talmente grosso che la sua fantasia può perdersi in questo gioco. Per esempio, la borsa sotto i suoi piedi non vale assolutamente niente se non conosce le regole. Si tratta della formula di una benzina sintetica, apparentemente allo stato sperimentale, ma in verità ad uno stadio molto avanzato. Le nostre industrie possono fare dei grandi passi in avanti con la formula contenuta in quella borsa. Investire miliardi, è chiaro. Ci vorranno ancora anni di ricerca, ma alla fine avremo quello che vogliamo. Come può ben capire, niente che lei possa gestire in proprio. Solo io. E io l'offerta l'ho già fatta. Posso solo migliorarla. Lei non ha rispettato i patti. A nessuno di noi interessava il contenuto, né chi era il committente.
Ci è stato chiesto un lavoro e noi lo abbiamo eseguito. Siete voi che avete sbagliato. Ma io non sapevo, non immaginavo. Siamo professionisti. Ha fatto uccidere dei professionisti. Confesso di non aver valutato bene chi voi foste. Volevo essere sicuro, lei ora sa che il gioco... Sì, che il gioco è grosso. Ma non tanto da far dimenticare a me che lei ha ucciso un mio vecchio amico. O a Ferrari la morte di Cherry. Lei non mi sembra molto ragionevole, Sterling. Si chiama Sterling, non è vero? Mi dia quella borsa. Quello che è stato, è stato. Certo. E quello che sarà, sarà. Rifletta bene sulle mie proposte. Posso ancora migliorarle, se vuole. Le dirò al mio amico. Poi le farò sapere. Intanto continuerò a sfoltire il suo esercito. Dica ai suoi 2 executive che ora toccherà a loro. E se il mio amico non vorrà accettare le sue proposte, molto presto toccherà anche a lei. Hai recuperato la borsa. Sei in grado di rubare una moto? Non abbiamo molto tempo. È più facile una macchina. Alle moto mettono certe catene, si perde più tempo. No, per quello che ho in mente di fare è meglio una moto. Va bene, avrai la moto. Uno di voi deve fare da esca, mentre l'altro deve seguire accuratamente sia Sterling che Ferrari. Un gruppo deve mettersi in vista e l'altro sparpagliarsi nei pressi. Dopo che vi avranno attaccati, li seguirete e vedremo dove si nascondono e passeremo al contrattacco. Decidete tra voi chi farà da esca e chi invece deve seguirli. Localizzato il loro rifugio, avvisatemi, voglio esserci anch'io. Voi credete opportuno agire in questi termini, Eccellenza? L'attacco al loro rifugio, quale sia la tattica che useremo, deve essere portato in forza. Raccogliete quanti più uomini potete e devo esserci anch'io. Voglio vederli crepare. Allora, che facciamo? Li attacchiamo? Sembrano troppo tranquilli. Prima di attaccare dobbiamo sapere dove vanno. Segui.
Però una villa di 20 stanze nei Caraibi e $1 milione in perpetuo in Svizzera non erano male, eh? Hanno solo dimenticato una cosa semplicissima. Quello che mi ha dato Cherry non ha nessun prezzo. Lo dobbiamo fare per lei, per Barton, per Jaffrey. E tu hai dimenticato un particolare, che a bloccare un conto in Svizzera basta un semplice telex. Come a far saltare una villa di 20 stanze bastano 10 kg di tritolo. La bestia li sente arrivare. Su, avanti. Andate nello zoo, sparpagliatevi e controllate tutte le posizioni. Bob. Appena finito, torna qui da me. D'accordo. Sei allergico a uccidere? Non quando si tratta di legittima difesa. Al tiro a segno non sbagliavo un colpo. Cerca di non sbagliare neanche adesso. Che facciamo? Esattamente quello che stanno facendo loro. Generalmente nelle case trovi la pasta, l'olio, i condimenti. Invece qui trovi qualche etto di bombe e chili di tritolo. Voglio trattarli bene. Hai ragione. Speriamo che gli venga il mal di stomaco. Avanti, muoviamoci. Vai, comincia tu. Se riesco a raggiungere la moto, dove ti trovo? Lasciala perdere la moto. Perché? No, scusa, sei tu quello che comanda. Se mi succede qualcosa, non lo raccontare alla mamma, eh? Lascia perdere i parenti, scendi subito da quel tetto e spara da tutte le posizioni possibili. Corri sempre, non stare mai fermo, io comincio dallo zoo. Va bene. Eccellenza, è meglio che si allontani. Datti da fare. Non preoccuparti per me. Va. Bene, signore.
Pensa a loro. Sua Eccellenza è crepato. Ce l'abbiamo fatta. Sì. Hai visto? Ora sei un professionista.